Lettori del Messaggero Veneto, eccoci qua nell'entrata del nostro giornale, anche per parlare un po' di conti. Facciamo 4 conti in tasca all'Udinese, che dite? Anche perché è la settimana che ci porta alla partita con il Napoli che avrà in porta un portiere friulano, un friulano doc, un ragazzo di Flambruzzo, Alex Meret, che è entrato nel giro della nazionale, che è titolare fisso per Ancelotti, anche perché il Napoli ha speso una bella cifra, o meglio, verserà una bella cifra all'Udinese, perché per i meccanismi di mercato scatterà il riscatto soltanto il prossimo 1° luglio. 22 milioni sonanti nelle casse dell'Udinese, ai quali si aggiungeranno anche 2,5 milioni per il portiere di riserva Orestis Karnetzis, vecchia conoscenza appunto dello Stadio Friuli, e 24,5 milioni che però sono stati più o meno già reinvestiti dall'Udinese, ci ha fatto sapere Gino Pozzo e il DT Daniele Pardella. La scorsa estate hanno preso vari giocatori. Rolando Mandragora, con il meccanismo un po' così contorto, chiamiamolo così, del riscatto della recompra dalla Juventus, 20 milioni subito alla signora Agnelli, con la promessa che rientreranno 26 milioni fra 2 anni nel caso di una recompra. E poi è stato acquistato l'oggetto misterioso, quel Teodosic, che doveva essere il centravanti titolare dell'Udinese, che si sta rivelando, ai noi, l'ennesimo bidone. Speriamo qualcosa di più, insomma, da questi 22 milioni per Alex Meret, che non abbiamo mai visto giocare qui. Questo forse è l'unico vero rimpianto.